15 agosto 2014, Portogruaro. Da qualche minuto sono appena passate le ore 20:30. Sta per avere inizio la recita del Santo Rosario in onore della Madonna della Pescheria. I fedeli si sono riuniti nella omonima piazzetta. Oggi la Chiesa italiana ha proposto di ricordare i nostri fratelli cristiani perseguitati in tante parti del nostro pianeta. Vorremmo essere solidali non solo con la Chiesa italiana, ma soprattutto con quelle comunità che a causa di violenza, guerra e carestie rimangono emarginati, impossibilitati per mancanza di libertà religiosa a vivere e ad esprimere la loro fede. È un dovere nostro incoraggiare e essere accanto a quanti soffrono. Quindi dedicheremo questo rosario proprio per questa finalità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alcune persone attendono da dietro il cancello chiuso l'arrivo delle battee. Stranamente questa sera la passeggiata sul fiume Lemene era stata chiusa anzitempo. Stanno per arrivare i paggetti che portano con sé i frutti della terra e del mare in dono alla Madonna.
Chissà che non c'entra. Che bello, dai. Il vice sindaco di Portogruaro Luigi Villotta si toglie frettolosamente la fascia tricolore, consegnandola nelle mani dell'assessore Irina Drigo, dopo aver visto che il primo cittadino di Concordia Sagittaria non la indossava. Ecco i paggetti nel tipico costume portoghese, vieni qua, eccoli qui. Un cordialissimo saluto a tutti i numerosi intervenuti e in particolare anche ai gentili ospiti. Sono molti anni che ci troviamo in questa occasione, non solo per ricordare, non solo per tramandare, ma anche per cercare di guardare verso l'alto, che ci sia qualcuno che venga a proteggere le nostre comunità. Ma direi che quest'anno c'è una novità, perché se sono diversi anni che ci troviamo, immaginate una scena in cui i personaggi, solitamente i 4 re magi, anche se i re magi erano 3, C'era un cammello poi. c'era anche un cammello, dice Don Piero. La novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che c'è il nuovo sindaco di Concordia. E c'è qualcuno che ha detto: è cambiato il vento. Ma mi permetterei di dire, senza rubare il mestiere a Don Livio e a Don Piero, che nella Bibbia il più piccolo dei libri sapienziali, il Coelet, parla proprio del vento, che non si possono inseguire tutti i venti, perché il vento va, il vento viene e il vento ritorna. Che cosa intendo dire con questo? Che c'è la necessità di riuscire a tradurre concretamente, attraverso atti sicuramente importanti ma che riguardano anche il sentimento dell'uomo, perché c'è bisogno di riuscire a concretizzare attraverso l'opera dell'uomo azioni significative ed importanti per la nostra comunità. E mi permetterei di aggiungere una seconda parola, che è quella del coraggio. Il termine coraggio in questi giorni è venuto molte volte fuori a San Rossore
con la route degli scalpi. Quindi l'augurio e l'auspicio che faccio, veramente con il cuore, anche guardando verso l'alto perché qualcuno ci aiuti, che veramente si faccia, caro sindaco Odorico, la città dell'Eden. Ormai queste comunità devono essere unite in tutti i sensi, magari anche con Fossalta di Portogruaro, perché siamo un'unica realtà, ed è necessario che soprattutto queste comunità arrivino a concretizzare, quindi non certo seguendo il vento, ma con grande atto di coraggio, di fare in modo veramente che il patrimonio che ci hanno lasciato i nostri vecchi, caro Odorico, lo riusciamo a tradurre concretamente, perché le nostre comunità si aspettano da noi molto e hanno bisogno di atti concreti per riuscire una volta per tutti a fare in modo di fare un'unica famiglia. È arrivato il momento di farlo. Buonasera a tutti quanti, ringrazio la Porto che ha organizzato questa magnifica festa che è ormai entrata nella tradizione di Portogruaro e anche di Concordia, perché poi la partecipazione nostra è sempre presente con la TAE e con i nostri collaboratori a Concordia, che dobbiamo anche ringraziare perché ci ha portato fino a qua. Rispetto a quello che ha detto il vice sindaco Vilotta, io devo dire che noi siamo per un'identità unica rispetto alla città di Concordia e alla città di Portogruaro, però lo dico sempre, abbiamo bisogno di fare un passaggio culturale rispetto a questo, ci vuole tempo. Certamente da subito noi dobbiamo cominciare a lavorare per unire i nostri servizi, perché ormai i comuni hanno qualche problema nel gestire i servizi ognuno per conto loro. Proprio per creare maggiore anche, qualità rispetto ai servizi, noi dobbiamo cominciare a lavorare su questo. E vi dico che in questi 2 mesi che io sono sindaco, su questo si è già cominciato a lavorare molto in conferenza dei sindaci e già la prossima settimana parte un progetto proprio rispetto all'unione di alcuni servizi molto importanti per le nostre comunità. E quindi si va verso quella strada di condivisione che prima auspicava il sindaco di Lotta. E poi è anche vero che la Concordiese Verace ancora come si può dire, remora rispetto ai portoguaresi ce l'abbiamo, ma anche i portoguaresi rispetto ai concordiesi. Quindi su questo dobbiamo lavorare, ma penso che come carattere poi siamo molto vicini, ecco. Su questo comunque dobbiamo lavorare. Per quello che dicevo prima, dobbiamo fare un salto culturale e insieme cominciare a gestire veramente tante cose per poi arrivare alla fine al risultato che diceva il vice sindaco di Lotta. Anche perché andiamo incontro a delle realtà amministrative molto più articolate, parlo della città metropolitana e dell'altro, che ci obbligano a fare scelte comuni e condivise per poi avere anche dei risultati migliori dal punto di vista amministrativo. Io ringrazio i parroci che poi bisogna sempre dire che questa è la festa della Madonna dell'Assunta, della Madonna Pescheria in particolare qui a Portogruaro, quindi la festa religiosa è la festa importante. Noi il ringraziamento che facciamo portando le ceste della frutta e del pesce è un ringraziamento tradizionale che ormai da 22 anni, da quando il Proloco ha ripreso questa iniziativa che era nata un po' scemando nel tempo, portiamo avanti il ringraziamento alla Madonna per i frutti del mare e per i frutti della terra è sempre importante, quindi dobbiamo pensare che questa prima di tutto è una festa religiosa e giustamente poi è una festa di comunità, perché qui si vede che le comunità sono aggregate già da sempre, perché sappiamo benissimo che i portoghesi vengono a concorrere per il Santo Stefano, noi veniamo qua per questa festa ma anche per Sant'Andrea, quindi le due comunità sono molto legate dal punto di vista, diciamo, delle feste.
io non so, cioè, vi ringrazio a tutti quanti e do la parola a Don Piero a Don Livio. Ecco, grazie. Prendo anch'io lo spunto di un'unica famiglia, che mi pare importante questo accenno, e allargando anche un po' i confini, perché evidentemente come cristiani un'unica famiglia noi già ce l'abbiamo, la famiglia che va da Concordia a Pordenone, no? Ecco, l'unica famiglia da un punto di vista cristiano con un unico paese. Mi pare che questa sera manca un po' la carta per sottoscrivere i trattati di unità tra i due comuni, e dovremmo anche firmare l'unità tra i due parroci. A livello di battuto dopo riprendo seriamente. Quando dovevano cambiare i confini, alcune parrocchie proprio qua di Portogruaro, allora il parroco, proseguendo i confini, sceglieva: no, questa è una buona famiglia, è per me, lasciamo l'altro. Ecco, se il criterio è del giudizio non si arriverà mai all'unità. Che fra le comunità civili di Portogruaro e di Concordia si possano veramente realizzare condivisioni, questo è vero, perché siamo in tempi di magra. Moltiplicare i servizi vuol dire sprecare ulteriormente energie e anche possibilità, ma questo lo sottoscrivono dopo una frugale cena, che credo sia doveroso, prescindendo dai confini, recuperare quella capacità di mettere insieme energie vive, cristiani convinti, che possono contribuire oltre e al di là dei confini parrocchiali. Ne abbiamo estremo bisogno. Vorrei allora concludere con un augurio reciproco tra la comunità civile e la comunità religiosa, la comunità cristiana. Non siamo in tempi di persecuzioni, siamo in tempi di collaborazioni ulteriori, per cui quanto più c'è intesa gli uni con gli altri, tanto più benefici veri possono godere anche i cittadini. Non si possono dividere i cittadini da una parte e i cristiani dall'altra. Sono tutte persone che abitano in un territorio ed esigono evidentemente il bene e il meglio possibile. Inviterei adesso Don Livio, perché ho promesso prima di dare la benedizione insieme, perché due sono ancora più forti di uno. Allora il Signore sarà in grado di poter essere più abbondante nella benedizione per Concordia e per la città di Portogruaro. Questa sera mi pare che anche i cani danno ragione. Diciamo l'Ave Maria alla Madonna. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio
e Spirito Santo. Amen. Arrivederci a domenica, i nostri ambienti sono sempre aperti. Ancora un attimo per un piccolo rituale di scambio di doni. Vedo che il nostro vice sindaco ha già in mano questo per te, questo, grazie, e questo per anche noi come prologo, intanto volevo ringraziare che ho visto la presenza di Vittorio Del Negro e Vittorio Bissero della prologo di Concordia, che quindi ci hanno onorato della presenza e come prologo siamo ben contenti di poterli ospitare. Come prologo di Portogruaro abbiamo anche noi un piccolo omaggio per ricordare questa serata con una matita eccellente di Portogruaro che è Baby Pupulin. Cogliamo l'occasione per ricordare anche il buon Beppi, e questo è un piccolo quadro portatile facilmente trasportabile, che comunque raffigura appunto la nostra città nella tipica forma di Pupulin. Con questo piccolo atto noi chiudiamo la serata in fesseria, grazie a voi. Adesso lo accolgo volentieri, perché nel nuovo oratorio che sarà inaugurato il 21 settembre abbiamo proposto a tutti i pittori di Portogruaro di lasciare la loro opera, e credo che questa si aggiunga a quelle che sono già arrivate in canone. ci fa piacere perché così il prologo sarà presente già nel nuovo oratorio. Adesso la serata non finisce qui, si può andare chi a mangiare ovviamente il fritto, chi vuole invece andare a divertirsi in piazza della Repubblica con il maestro Lorenzo. Grazie a tutti e buon Ferragosto. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva a 1000 all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella amore.